Salve a tutti! In questo video vi parlerò della questione veneta, vale a dire quella questione che si viene a creare dopo l'armistizio di Villafranca dell'11 luglio del 1859. Armistizio che pone fine alla seconda guerra d'indipendenza portando alla liberazione della Lombardia ma non del Veneto, che rimane appunto sotto dominio austriaco. Il Veneto comprese poi le fortezze del quadrilatero, ossia Verona, Mantova, Peschiera e Legnago. Quindi si può dire in sostanza che sia Napoleone III a creare la questione veneta, perché è Napoleone III che decide di fermarsi al confine del Veneto, bloccando appunto la guerra, cosa che getta nella rabbia e nella delusione tutti i veneti. Quindi il problema veneto riguarda, è una questione locale, quindi riguarda appunto i veneti che speravano in una liberazione insieme alla Lombardia. È una questione nazionale che riguarda il governo sardo prima e poi il governo italiano, cioè la questione del completamento poi dell'unificazione italiana, ed è però comunque anche una questione internazionale, una questione europea, perché una guerra per la liberazione del Veneto avrebbe messo a rischio l'equilibrio e la pace in Europa. E quindi questo spiega perché nel momento in cui sia il governo italiano sia le forze rivoluzionarie decidono in qualche modo di cercare di risolvere questa questione, in realtà si trovano a dover fronteggiare anche le cosiddette potenze europee, cioè gli stati più importanti d'Europa. Si vede subito nel 1860. Nella primavera del 1860 incominciano a circolare tra le varie corti europee voci su una possibile guerra, un'ulteriore guerra del Regno di Sardegna contro l'Austria. Di fronte a queste voci, guerra appunto per completare la liberazione anche del Veneto, in seguito appunto a queste voci Napoleone III interviene e informa appunto il governo sardo che in caso di attacco contro l'Austria questa volta il Piemonte sarebbe stato lasciato da solo. Quindi, come viene scritto appunto in uno di questi documenti diplomatici, dice Napoleone III, il governo piemontese avrebbe dovuto intraprendere un'altra guerra contro l'Austria a suo rischio e pericolo. E per quanto il Regno di Sardegna fosse il più forte stato italiano dal punto di vista militare, non avrebbe mai potuto intraprendere una guerra da solo contro l'Austria. Nel 1860 comunque sappiamo c'è la spedizione di Garibaldi in Sicilia, quindi si riaccendono le speranze di una possibile liberazione del Veneto, perché c'era l'idea che Garibaldi, una volta attraversato lo stretto di Messina, avrebbe proseguito questa sua campagna di liberazione fino a Roma e fino addirittura appunto al Veneto. Venuta meno questa speranza, comunque sia nella primavera del 1861 si spera nuovamente in una guerra contro l'Austria, perché lo stesso Garibaldi, nel congedare i suoi volontari, aveva dato loro appuntamento alla primavera del 1861, appunto per una possibile nuova guerra contro l'Austria. Ma di fronte nuovamente a queste notizie, quindi di una possibile guerra, il governo austriaco fa sapere ai governi appunto europei che avrebbe considerato come casus belli, cioè come motivo di guerra contro il Piemonte, qualsiasi tentativo di sconfinamento, cioè di oltrepassamento della sua frontiera da parte di gruppi di volontari, perché appunto giravano queste voci che si voleva tentare quello che era già stato fatto in Sicilia, quindi prima diciamo un'azione svolta dai volontari e successivamente l'intervento dell'esercito. Quindi il governo austriaco mette le mani davanti. Di fronte a questa minaccia i governi europei, soprattutto l'Inghilterra e la Francia, fanno pressioni sul governo piemontese appunto perché metta da parte questi intenti bellicosi. Siamo appunto nella primavera del 1861, il 17 marzo si costituisce formalmente appunto il Regno d'Italia, che tra i punti principali, tra i suoi obiettivi principali di politica estera, ha appunto quello di risolvere la questione romana, quindi annettere Roma, e di risolvere la questione veneta. Già nel 1862 sembra, nel maggio del 1862, sembra che si possa realizzare l'ipotesi appunto che si era già profilata prima, ossia di utilizzare un gruppo di volontari per
oltrepassare le frontiere austriache e provocare sostanzialmente una guerra contro l'Austria. Sono i cosiddetti fatti di Sarnico. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto verso la metà di maggio del 1862 alcuni volontari garibaldini si riuniscono a Sarnico e a Palazzolo con l'intenzione di invadere, tra virgolette, invadere il Trentino. L'idea era appunto di mandare avanti i volontari, fare scoppiare un'insurrezione e avere la scusa per intervenire poi con l'esercito sardo. Solo che anche questa volta l'Austria minaccia di scatenare una guerra, Napoleone III fa pressione sul governo italiano e quindi il governo italiano blocca l'azione dei volontari arrestandoli a Sarnico appunto e a Palazzolo. Ecco, il governo era guidato da Urbano Rattazzi, l'idea di Rattazzi era di lasciar fare ai volontari garibaldini, diciamo per cogliere i frutti dell'impresa nel caso avesse avuto successo, ma appunto abbiamo visto che l'intervento di Napoleone blocca qualsiasi prospettiva. La questione veneta viene accantonata poi fino all'inizio del 1863, quando un altro fatto di carattere internazionale sembra poterla riportare in auge, cioè sembra poter consentire una sua risoluzione. Questo fatto è la rivolta della Polonia russa del gennaio del 1863. Ecco, la Polonia, dopo il congresso di Vienna del 1815, era stata suddivisa in 3 parti, quindi una parte era stata annessa all'Austria, una parte alla Prussia e un'altra alla Russia. Quindi si solleva, insorge la Polonia russa e questa insurrezione porta Napoleone III a pensare di dare un colpo di spugna a tutto l'assetto europeo, all'assetto degli stati in Europa, per formarne un altro. Quindi Napoleone pensava a creare uno stato autonomo polacco, pensava di annettere alla Francia la riva sinistra del Reno e pensava che l'Austria, in questa sua nuova carta geografica che aveva in mente, l'Austria avrebbe dovuto cedere la Galizia alla Polonia e in modo appunto da formare uno stato autonomo polacco e il Veneto all'Italia. Quindi in questa prospettiva, in questo riordine europeo pensato da Napoleone III, finalmente la questione veneta avrebbe potuto essere risolta, ma i piani di Napoleone III vengono mandati a monte dall'Austria, che appunto rifiuta questo tipo di ricomposizione della cartina d'Europa. Nonostante questo, nel 1863, già a partire dalla seconda metà del 1863, il governo italiano è intenzionato a risolvere la questione veneta, non soltanto a livello diplomatico, ma tenta anche la strada dell'accordo con le forze rivoluzionarie che facevano capo appunto a Mazzini e a Garibaldi. In particolare Mazzini aveva elaborato un piano che prevedeva di far scoppiare delle insurrezioni in Veneto, in Friuli e in Trentino, da coordinare con altre insurrezioni e da fare scoppiare in altre parti dell'impero asburgico, in particolare nella Galizia, in Serbia e in Ungheria. Quindi approfittare di questo momento un po' magari di debolezza anche dell'impero asburgico per attuare una sorta di attacco concentrico contro l'Austria. E effettivamente Garibaldi si tiene in contatto con i patrioti polacchi, con i patrioti ungheresi e stabilisce anche un accordo con il re, con Vittorio Emanuele II, che propone a Garibaldi di organizzare una spedizione per sollevare appunto altri popoli sottomessi all'Austria, in particolare, come ho detto prima, ungheresi, galiziani e serbi. Nel giugno del 1863 effettivamente Garibaldi parte per Ischia per organizzare questa spedizione, ma non tutti i seguaci di Garibaldi, non tutti i democratici sono d'accordo che Garibaldi lasci l'Italia e si allontani così tanto. E quindi nel luglio del 1863 compare sul giornale democratico Il Diritto un articolo che di fatto svela questa spedizione che doveva rimanere segreta e una volta rivelata ovviamente viene abortita, non si può più fare. Comunque sia,
proseguono ancora gli accordi tra le forze rivoluzionarie e le forze governative. Anche nel novembre del 1863, ad esempio, Giuseppe Mazzini entra in contatto con lo stesso re tramite la mediazione dell'ingegnere di Amilla Müller e il re si dice disposto a fornire appunto alle forze rivoluzionarie delle armi e il denaro necessario per organizzare un'insurrezione, però chiede che l'insurrezione non scoppi in Veneto, ma scoppi appunto nei altri territori dell'impero e solo in un secondo momento in Veneto, mentre Mazzini aveva l'idea opposta, cioè l'insurrezione doveva scoppiare prima in Veneto e poi diciamo tirarsi dietro anche le altre popolazioni sottomesse all'impero asburgica. Non si riesce ad arrivare a un accordo appunto tra Mazzini e il re e quindi tutte queste aspettative rivoluzionari diciamo rischiano di abortire appunto ancora prima di nascere e dopo questi tentativi nel 1864 il governo italiano abbandona ogni ipotesi rivoluzionaria, tanto che quando a metà ottobre del 1864 scoppia un'insurrezione in Friuli organizzata dal Partito d'Azione, che era formato appunto da elementi mazziniani e garibaldini, il governo italiano accoglie sì, i patrioti fuggiti dal Friuli, però non aiuta l'insurrezione, cioè blocca la partenza dei volontari appunto che volevano aiutare gli insorti. E questo perché appunto il governo italiano tenta un'altra strada per risolvere la questione veneta a partire dal 1864 ed è quella di cercare di ottenere una cessione pacifica del Veneto, quindi niente più guerre, niente più tentativi insurrezionali, ma si chiede sostanzialmente all'Austria di cedere al Regno d'Italia il Veneto in cambio di soldi, visto che comunque l'impero asburgico non se la passava molto bene da un punto di vista finanziario, oppure in cambio di un altro territorio, cioè di un compenso appunto territoriale. E in queste sue, diciamo, richieste pacifiche l'Italia viene appoggiata anche dall'Inghilterra e dalla Francia. Questi tentativi vengono fatti anche nel 1865 e addirittura anche all'inizio del 1866. Ma l'impero asburgico rifiuta anche una cessione pacifica del Veneto, finché appunto si arriverà poi al trattato di alleanza tra Regno d'Italia e Prussia l'8 aprile del 1866 e poi appunto la terza guerra d'indipendenza che risolverà finalmente la questione veneta. Però da quanto già detto fino a questo momento risulta che il Regno d'Italia sostanzialmente non può muoversi a prescindere dal contesto internazionale, nel senso che nel risolvere anche la questione veneta è determinante l'atteggiamento delle potenze europee, in particolare l'atteggiamento dell'Austria, della Francia e in maniera diciamo forse un po' più defilata quello di Inghilterra e della Prussia. Allora sicuramente a essere decisiva nel tirare così avanti appunto la questione veneta è l'atteggiamento e l'intransigenza dell'imperatore asburgico, di Francesco Giuseppe. È lui, è l'imperatore che sostanzialmente gestisce la politica estera dell'impero asburgico ed è assolutamente contrario a cedere il Veneto al Regno d'Italia perché lo considera un suo possesso personale, cioè un possesso proprio di casa d'Asburgo. E l'atteggiamento di Francesco Giuseppe è così appunto intransigente che non riconosce il Regno d'Italia, ma non solo non riconosce il Regno d'Italia, nei documenti diplomatici austriaci di questo periodo, cioè dal 59 al 66, il termine Italia compare per indicare la penisola italiana, ma non compare mai il termine Regno d'Italia o governo italiano, compare tutt'al più il termine Piemonte, governo piemontese o governo di Torino. Quindi anche nei documenti diplomatici appunto l'Austria nega l'esistenza del Regno d'Italia come se fosse appunto illegittima. Quali sono i motivi del rifiuto appunto della cessione del Veneto? Nei documenti diplomatici il motivo che ricorre di più, quello che viene diciamo speso di più a livello diplomatico, usato di più come scusa, è il motivo strategico.
Il Veneto, con le sue fortezze appunto del quadrilatero, rappresenta una difesa importante per la monarchia asburgica. Senza appunto il Veneto, un qualsiasi esercito straniero avrebbe potuto raggiungere molto facilmente Vienna, come era successo già nel 1797 con l'esercito francese. E quindi questo è un motivo, diciamo, quello che viene, la scusa, tra virgolette, che viene usata di più nei rapporti con le altre potenze europee. Però vi è anche una questione di diritto, ossia il possesso del Veneto era garantito all'Austria da diversi trattati internazionali, a partire da quello di Campoformio fino ad arrivare all'ultimo, che era il Trattato di Zurigo del novembre del 1859. E quindi sostanzialmente l'Austria non voleva rinunciare appunto a quello che percepiva come un proprio diritto, ribadito più volte, anche perché l'Austria comunque era convinta di una prossima dissoluzione del Regno d'Italia e quindi anche della possibilità di recuperare la sua influenza su tutta la penisola. C'è però un'altra questione che comunque magari emerge di meno nei documenti diplomatici, ma comunque riveste la sua importanza, ed è una questione di principio. Cosa vuol dire? Vuol dire che cedere il Veneto al Regno d'Italia avrebbe voluto dire riconoscere il principio di nazionalità. Riconoscere il principio di nazionalità in un impero come quello asburgico, che era multinazionale, sarebbe stato molto pericoloso, cioè avrebbe potuto portare alla dissoluzione dell'impero, che si basava sul principio di multinazionalità e non di nazionalità. Per lo stesso motivo avrebbero potuto chiedere di essere appunto annessi al Regno d'Italia anche altri territori abitati da popolazioni italiane, come ad esempio il Trentino, il Friuli, ma anche l'Istria e la Dalmazia, e altre popolazioni dell'impero avrebbero potuto richiedere l'indipendenza. E quindi appunto questo a livello di principio poteva essere molto pericoloso. C'era poi anche una questione, diciamo, di dignità, di onore, direi quasi anche di orgoglio personale da parte di Francesco Giuseppe, tanto che Francesco Giuseppe per lui era impensabile cedere quello che considerava appunto un suo possesso personale senza in qualche modo esservi costretto, ad esempio da una guerra persa, tanto che in alcuni documenti Francesco Giuseppe si dice disposto a difendere il Veneto fino al sacrificio del suo ultimo uomo. Questa posizione così intransigente in realtà finirà per essere dannosa alla stessa Austria, che poi il 12 giugno del 1866 sarà costretta a cedere a Napoleone III, cioè ad accettare il trattato segreto, in base alla quale, per evitare appunto che Napoleone III entri in guerra a fianco dell'Italia, a fianco della Prussia contro l'Austria accetta al termine della guerra, anche in caso di vittoria contro l'Italia, accetta di cedere il Veneto, quindi una capitolazione totale alla fin fine. Capitolazione e vittoria di Napoleone III. E qui abbiamo l'altro grande diciamo, punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la questione veneta, la Francia di Napoleone III. L'atteggiamento di Napoleone III sicuramente è favorevole, quindi all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, quindi si può considerare un atteggiamento benevolo, però rimane comunque abbastanza ambiguo e non del tutto disinteressato. Quindi è vero che per Napoleone la questione veneta rappresenta una sorta di spina nel fianco di cui si vuole liberare, perché in sostanza doveva mantenere anche la promessa fatta prima di entrare in guerra nel 1859 di liberare l'Italia dalle Alpi all'Adriatico. Però d'altra parte Napoleone III non vuole impegnarsi nuovamente in una guerra contro l'Austria. È per questo motivo che ostacola tutti i progetti militari del governo italiano o i progetti appunto di carattere insurrezionale, mentre appoggia tutti i progetti invece di una cessione pacifica da parte dell'Austria del Veneto.
Sta di fatto che però per risolvere questa questione a un certo punto Napoleone, come ho detto prima, il 12 giugno arriva a ricattare sostanzialmente l'imperatore Francesco Giuseppe, costringendolo al termine della guerra, anche appunto se vittoriosa, costringendolo a cedere il Veneto. Quindi sicuramente non si può negare l'impegno di Napoleone III a favore della risoluzione della questione veneta. Il motivo di questo impegno? Sicuramente non è del tutto disinteressato. Napoleone III mirava a sostituire l'influenza francese a quella austriaca nella penisola italiana. Altri storici francesi hanno anche addotto altre motivazioni, cioè c'è chi ha parlato di una sorta di volontà di riparare a quello che era al tradimento di Campoformio del 1797. Però c'era anche un'altra questione che emerge in alcuni documenti diplomatici inglesi, cioè al timore da parte di Napoleone III di lasciare una questione così spinosa e così difficile in eredità al figlio, con il rischio di esporlo ad eventuali attentati da parte dei rivoluzionari italiani. Cioè bisogna ricordare che Napoleone III nel gennaio del 1858 era stato lui vittima di un tentativo, di un attentato contro la sua persona, quando appunto alcuni congiurati italiani, tra cui Orsini e Pieri, avevano lanciato 3 bombe contro la sua carrozza, mentre appunto si stava recando con la moglie all'Opera di Parigi. Lui se l'era cavato, erano rimaste ferite in compenso più di 100 persone e con alcuni morti. E quindi sicuramente Napoleone ha anche questo timore, quello che viene definito nei documenti diplomatici anche il timore del pugnale, cioè il timore appunto di un attentato, se non proprio contro di lui, contro il figlio. Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Inghilterra, è già più defilato, nel senso che la regina Vittoria è filo-austriaca, però dal 1859 al 1866 l'Inghilterra è governata da un governo appunto liberale guidato da Lord Palmerston come primo ministro e John Russell come segretario di Stato. Entrambi sono assolutamente filo-italiani. Infatti l'Inghilterra è tra le prime a riconoscere il Regno d'Italia, è assolutamente favorevole all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, però è preoccupata di una possibile guerra in Europa, perché una guerra europea avrebbe danneggiato i suoi interessi commerciali e avrebbe soprattutto messo in pericolo l'equilibrio europeo. Per cui l'Inghilterra fa un moderato pressing nei confronti dell'Austria per convincerla a cedere pacificamente il Veneto, però diciamo che non si impegna mai veramente, diciamo, in prima persona per risolvere la questione. Vi leggo ad esempio quello che scrive l'ambasciatore inglese all'Austria. Lord Palmerston in un colloquio con l'ambasciatore austriaco dice queste parole: ebbene, io ritorno sempre all'idea che vi ho espresso più di una volta. Se voi poteste, tramite una transazione onorevole e vantaggiosa, sbarazzarvi di questo possedimento oneroso, cioè il Veneto, io persisto a credere che voi sarete più forti e potenti. Perché non fatevi alcuna illusione, finché voi manterrete la Venezia, l'Italia sarà sempre vostra nemica e le cose non potendo restare a lungo nella situazione tesa nella quale sono al presente, un conflitto diviene inevitabile. Ecco, questa è la posizione dell'Inghilterra, cioè appunto di pressing continuo nei confronti dell'ambasciatore austriaco per cercare di convincerlo a cedere pacificamente il Veneto. Infine arriviamo alla Prussia. La Prussia non è che abbia particolare simpatia nei confronti dell'Italia, infatti riconosce il Regno d'Italia nel 1862 dietro promessa da parte del governo italiano di rinunciare al possesso, all'acquisizione del Veneto e di Roma. E infatti la Prussia teme che queste mire italiane possano portare ad una guerra che sconvolga l'equilibrio europeo, però sarà proprio la Prussia ad offrire all'Italia poi l'occasione per ottenere il Veneto con la terza guerra d'indipendenza. Bisogna dire che le trattative tra Italia e Prussia per arrivare all'alleanza dell'8 aprile del 1866 sono molto difficili.
e caratterizzate da una reciproca diffidenza, però nonostante la lontananza Italia e Prussia sono accomunate dall'opposizione contro l'Austria. L'Italia vuole ottenere il Veneto, mentre la Prussia vuole sostituirsi all'Austria come posizione egemone, diciamo, nell'ambito della Confederazione Germanica. Quindi è questa comunanza di interessi in funzione anti-austriaca che porta all'alleanza e quindi alla guerra che poi risolverà finalmente la questione veneta. Vi leggo a questo proposito, e con questo diciamo concludo, una citazione di uno storico, dello storico Roberto Cessi, a proposito appunto del ruolo svolto dalla Prussia. Allora vediamo qua. Scrive Cessi: l'amicizia francese era troppo viziata da interessati egoismi per dare affidamento di sincera collaborazione. La simpatia inglese assai blanda per diventare strumento di attivo aiuto. La presenza russa di scarso o nessun valore. Una inconscia, vaga analogia di obiettivi, pur nella profonda diversità di interessi politici e spirituali, sembrava avvicinare le prospettive italiane a quelle prussiane. Quindi, nonostante la distanza, sarà proprio questa alleanza a consentire poi finalmente la risoluzione della questione veneta. In tutto questo, quanto conta la volontà dei veneti, queste vicende? Questo lo vedremo appunto in un prossimo video, però già anticipo che i veneti comunque non aspettano passivamente la liberazione dal dominio austriaco, ma anche loro, in qualche modo e a loro modo, tra il 59 e il 66, si daranno da fare.